È un programma molto articolato, partiamo questa sera con i 50 anni della denominazione Conegliano Valdobbiadene. Sicuramente ci saranno delle notizie molto interessanti, anche perché partiremo sì dal 1969 fino ai nostri giorni. Vedremo anche i cambiamenti e le trasformazioni del territorio, ma anche qual è stato anche il valore economico. Il prossimo incontro sarà il 6 di febbraio, avremo con noi ancora Diego Tomasi ma anche Stefano Mancuso, e lì vedremo quanto riguarda tutto il tema legato al benessere delle piante e la comunicazione e come le piante e i vegetali in genere interagiscono tra di loro. Poi il 13 di febbraio tratteremo tutto il tema legato ai reflui di cantina. Quest'autunno durante la vendemmia ci sono stati dei casi in cui sono stati trovati dei residui nei corsi d'acqua legati alle lavorazioni di cantina, anche perché poi alla fine la gran parte dei materiali che vengono immessi non sono neanche materiali così pericolosi. Tra l'altro vedremo anche come si possono trattare questi materiali, e verrà presentato da un professor Bolzonella dell'Università di Verona dei metodi come recuperare questo tipo di reflui, di sottoprodotti. L'ultimo mercoledì, come da tradizione, sarà legato alla scuola enologica, ai lavori fatti. Poi faremo il punto con il direttore del CREAVE di Conegliano, il centro di ricerca di Conegliano, su tutto il tema legato al miglioramento genetico della vite. Questo per rendere le piante sempre più sostenibili e legate anche ai temi ambientali. Conegliano Valdobbiadene è la terra del Prosecco superiore. Credo che il successo che riscontriamo in questo momento meriti di essere approfondito e merita di essere conosciuto per tutto il lavoro di generazioni e generazioni che hanno contribuito a far conoscere il Prosecco superiore nel mondo, frutto di un lavoro indubbiamente importante di migliaia di famiglie che hanno creduto alla coltivazione della vite e soprattutto anche dalla consapevolezza che abbiamo un territorio vocato alla viticoltura che ha dato quel plus o plus che va nella direzione proprio di un'eccellenza italiana. Il fatto che il consorzio sia un soggetto privato però ha un interesse pubblico, credo che meriti di essere conosciuto e apprezzato per il ruolo sociale che sta portando avanti a favore della comunità. Confrontarsi, capire, conoscere. La conoscenza è essenziale per guardare al futuro. Credo che in alcune occasioni ci sia poca conoscenza attorno alla realtà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore. Dialogare con le persone perché conoscano ciò che i viticoltori fanno quotidianamente nella propria vigna, che è la propria casa. Il fatto che lavorino tutto il giorno in mezzo alla vigna rende concreto quello che è l'attaccamento, ma anche il fatto di essere consapevoli di lavorare per una comunità.